Il Chievo a Firenze cerca la vittoria che potrebbe regalargli la salvezza matematica, una partita importantissima per i ragazzi di Mimmo Di Carlo che giocheranno molto bene contro una Fiorentina che probabilmente non ha più nessun obiettivo da raggiungere in questo campionato. Parte forte il Chievo, siamo al 12°, il colpo di testa di Mantovani, poi prova Pellissier a metterla dentro, ma è bravissimo Frey a evitare il gol del vantaggio. Passiamo al 34°, la Fiorentina allora che prova ad attaccare, c'è il tiro da fuori di Vargas e Sorrentino che controlla il pallone finire sul fallo di fondo. Passiamo al 39°, non tantissime le emozioni in questo primo tempo, diversamente andrà nel secondo tempo. C'è un tiro alto da parte dei giocatori della Fiorentina, il pallone che finisce però altissimo sopra la traversa di Sorrentino. Passiamo al secondo tempo, al terzo minuto, perché c'è De Silvestri che prova a impensierire subito Sorrentino, il tiro e la deviazione seppur impercettibile in calcio d'angolo del portiere del Chievo che mette appunto in calcio d'angolo. Rivediamo il tiro molto bello del difensore della Fiorentina De Silvestri, che però viene ben controllato da Sorrentino. Al quarto minuto c'è un episodio molto importante perché c'è un calcio di rigore in favore della Fiorentina per un atterramento di Morero ai danni di Gilardino. In realtà, come dimostrano queste immagini, il fallo è stato assolutamente invertito. Vargas sul dischietto, grandissimo Sorrentino a parare il quarto rigore in questo campionato. Ovviamente i compagni di squadra che vanno a complimentarsi con lui. Allora arriva il gol del Chievo, siamo al 9° minuto, c'è Jokic che imbecca perfettamente Pellissier, il tiro di sinistro, il vantaggio per il Chievo Verona che a questo punto sarebbe assolutamente salvo a 3 giornate dalla fine del campionato. Rivediamo bellissimo l'assist di Jokic che imbecca perfettamente Pellissier, poi freddo l'attaccante aostano che non si fa intimorire dal rientro di 2 giocatori della Fiorentina e mette dentro per il gol dello 0-1. Passiamo al 12° perché la Fiorentina prova a pareggiare, il colpo di testa di Montolivo, grandissimo Sorrentino, strepitosa la sua partita, meriterebbe veramente la nazionale questo giocatore. Passiamo ora al 20°, Gilardino che prova, guardate l'altro miracolo di Sorrentino, l'estremo difensore del Chievo che riesce così a salvare il risultato. Passiamo ora al 21° perché Jovetic che prova con una botta da fuori, si distende Sorrentino e chiude la porta, chiude la saracinesca, nulla da fare per la squadra di Prandelli, ancora 0-1 il risultato e il Chievo chiude di fatto la partita al 29° con il gol di Sardo, bravissimo di punta, quasi un gol quasi da calcetto, e mette il sigillo sullo 0-2, è il secondo gol in campionato per il giocatore del Chievo. 0-2, partita di fatto finita, però mentre rivediamo il gol di Gennaro Sardo che regala una vittoria importantissima al Chievo, ci prova però al 33° ancora Jovetic ed è bravo ancora una volta Sorrentino a dire di no al giocatore della Fiorentina e dopo 4 minuti di recupero, anzi scusate 3 minuti di recupero, la partita termina, il Chievo si salva con 3 giornate di anticipo, quindi vince sulla Fiorentina 0-2.